Ben ritrovati dalla redazione. Allagamenti a Trieste e a Grado durante le piogge torrenziali annunciati dall'alerta arancione della protezione civile. A Trieste sul Carso in particolare sono caduti da 20 a 40 mm di pioggia con l'allagamento temporaneo di alcune vie del centro. Non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A Grado la pioggia si è aggiunta all'alta marea e il centro cittadino è stato chiuso al traffico. Cronaca perde il controllo dell'auto ed esce di strada, conducente finisce all'ospedale dopo essere stato estratto dalle lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto armeggiare con autogru e cesoie per riuscire a liberarlo. Fortunatamente l'automobilista se l'è cavata con ferite lieve. L'incidente è avvenuto sulla statale 14 nel tratto compreso tra Basovizza e Pese, circa 1 chilometro prima del valico. Un mezzo di servizio ferroviario si è scontrato sui binari con un'auto. L'incidente si è verificato al passaggio a livello di Scodovacca di Cervignano in via Lino Stabile, dove un mezzo ferroviario in fase di spostamento si è scontrato con l'auto. Due le persone che sono rimaste ferite, marito e moglie, che viaggiavano su una Citroën. Le loro condizioni, stando alle notizie, non sarebbero gravi. Lo stabilimento triestino della Adriatronics, ex Flextronics, è stato ceduto con trasferimento di ramo d'azienda da Faircap alla Startech Industries SRL. Lo hanno reso noto in un comunicato gli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia del lavoro Alessia Rosolen e delle attività produttive Sergio Emilio Bini, come annunciato dall'ANSA nei giorni precedenti. Prevede la salvaguardia dei 333 dipendenti Adriatronics, prospettive di incremento dell'organico fino a 420 unità. Il TAR del Friuli Venezia Giulia frena la cabinovia. Il Tribunale amministrativo regionale accoglie parte dei 5 ricorsi presentati dai residenti a rischio esproprio e dal cartello ambientalista LIPU-WWF Legambiente contro, e ordina l'annullamento delle procedure ambientali di Vasse e Vinca di terzo livello, entrambe indispensabili per la realizzazione dell'impianto a fune. L'opera non arrecherebbe benefici alla salute pubblica, non tali da giustificare l'impatto che i suoi piloni avrebbero sul Bovedo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Temporali sparsi ancora su tutta la regione, in giornata nuvolosità variabile, probabilmente più consistente al mattino e in genere sull'alta pianura e sulla zona montana, con possibili rovesci sparsi e qualche temporale. Le piogge in genere deboli o moderate, localmente abbondanti e comunque più probabili nella prima parte della giornata. Sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato in attenuazione nel pomeriggio. Temperature minime in pianura fra 16 e 19 gradi, sulla costa fra 17 e 20, massime in pianura fra 22 e 25 e sulla costa fra 22 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.